Chiamo adesso Marco Marani per affrontare un tema un po' diverso, ma parimenti importante, la dinamica della resilienza del sistema lagunare veneziano soggetto a pressione antropica e cambiamenti climatici. Marco Marani, che è docente al Dipartimento di Protezione e Ambientale all'Università degli Studi di Padova. Grazie, buon pomeriggio a tutti. Grazie agli ingegneri per questo invito, ai colleghi metropolitana per questo invito e l'ospitalità della Presidente dell'Ateneo Veneto. È un piacere parlare di cose di cui mi occupo da un punto di vista della ricerca applicata, ma che ha appunto delle ricadute, io credo, rispetto ai ragionamenti che facciamo questa sera, questo pomeriggio. Il lavoro le idee che vi presento sono il frutto del lavoro di molti, alcuni vedete elencati nella slide iniziale, i colleghi Luca Carniello e Dal Paus, alcuni collaboratori Davide Ferrini, Peruso in particolare, sono molti altri che non ci stanno veramente nello spazio. Quello di cui voglio parlare si può riassumere nell'idea che le decisioni che prendiamo intorno al sistema lagunare veneziano, al porto, come tutti i beni comuni, debbano essere informate dalla conoscenza scientifico-tecnica. Questo è un punto di partenza che io credo sia importante e non scontato, per niente scontato, come avremo modo anche di illustrare, come avremo modo di discutere nelle slide che servono. Ma questo, se vogliamo, in estrema sintesi, è il messaggio che io spero possa passare da quello che vi mostrerò. E quanto vi mostrerò parte da un lato dal passato, poi un esame del presente e uno scenario del futuro. Cosa abbiamo capito dalle esperienze che abbiamo fatto, come siamo stati in grado di riassumere i modelli quantitativi, matematici che descrivono i fenomeni che ci interessano e come questi poi possono aiutarci a capire che cosa succede se facciamo una certa operazione, se prendiamo una certa decisione. Qui vedete delle note battimetrie, esistono anche più antiche, c'è quella del denaro, insomma, mi pareva opportuno partire dall'inizio del secolo scorso, che rappresentano quanto è successo alla Laguna di Venezia nel corso degli ultimi di questi 100 anni, grosso modo subito. Spero vediate il mio cursore, quindi partiamo dal Novecento. Le aree verdi sono quelle con la maggior quota, quindi 20 cm, 30 cm sopra il livello del medio mare. Sostanzialmente il verde scuro sono le balene, che tutti i veneziani conoscono, e che erano pervasive, lo erano ancora di più nella rappresentazione del tenere dell'Ottocento. Erano pervasive, poi vedete nel tempo con la realizzazione dei moli foranei si è avviato un processo con la diversione dei fiumi, dei principali fiumi, che inizia molto prima, ovviamente, nel XVI secolo, ma diciamo l'accelerazione decisiva viene data dalla realizzazione dei moli foranei e poi in tempi più recenti dalla realizzazione del canale Matera. Vediamo un progressivo approfondimento delle battimetrie, quindi un passaggio da quello di verde scuro che caratterizzano le prime due mappe a questi colori più del blu, che vedete rendersi sempre più ampi, che indicano profondità sempre maggiori. Quindi abbiamo osservato, e siamo in grado di risalire alle cause prime e alle concause in maniera piuttosto accurata, abbiamo osservato una progressiva erosione del sistema nel corso del secolo passato. Grosso modo si è perso il 50% della superficie delle balene nel corso del XX secolo. Questo è un dato di fatto da cui dobbiamo partire e che possiamo analizzare anche in maggior dettaglio. Qui vedete altre battimetrie, un'altra battimetria del 2003,
Qui sopra vedete non è una battimetria, ma rappresenta il tasso di erosione che è calcolabile utilizzando una battimetria recente 2003, per esempio, confrontata con 1970. Qui vedete quindi il colore rappresenta i tassi erosivi in centimetri anno. Voi vedete i colori del rosso sono tassi erosivi dell'ordine dei centimetri l'anno. Quelli del blu, che non vedete perché sono molto confinati in alcune propagini più estreme della laguna, sono invece sarebbero di deposizione. Attorno al verde siamo in un ambito neutrale, dove non c'è deposizione di erosione. I colori del rosso rappresentano invece erosioni molto importanti. Quindi vediamo, non sorprendentemente, come l'erosione più attiva, di maggior intensità, si concentri nella zona del bacino centrale in corrispondenza del canale Manon-Marghera, realizzato, come abbiamo sentito, a partire dagli anni 60, a metà degli anni 60. E qui vedete, diviso per bacini, milioni di metri cubi, ma insomma, quanti metri cubi sono stati erosi, sono numeri importanti. Ma diciamo che quello che qui interessa è più che altro questa distribuzione spaziale che ci dice che la laguna nord è stata relativamente stabile, mentre la laguna centrale e la laguna sud ha subito i maggiori tassi erosivi. Questo esercizio che vedete qui sotto, questa è stata una pubblicazione del collega Luca Carniello, è un esercizio mentale, se volete, che dice se questo procedesse nel futuro lo stesso tasso che ho osservato nel passato, vedete nel pannello inferiore le profondità che si realizzeranno nel 2050. Siamo in grado di fare anche meglio di così adesso, perché abbiamo dei modelli predittivi dei tassi erosivi che ci permettono di capire con maggiore accuratezza che cosa potrà accadere. Permettetemi di fare riferimento a un lavoro che abbiamo portato avanti con il Corila, con l'Università Ca' Foscari, con il CNR, l'Università di Padova, un'ampia collaborazione interdisciplinare sull'aggiornamento del piano morfologico per la laguna di Venezia. Piano che dopo molto lavoro abbiamo consegnato nel 2008 e che è rimasto fermo per lunghi anni per poi essere rigettato recentemente dal Ministero dell'Ambiente. Il piano, non mi dilungherò, forse lo farà Angelica Costin più tardi, nella descrizione di vari interventi che sono molto ed articolati, ma un cardine del piano riguarda un elemento che è di importanza per la discussione di oggi, per il porto, che riguarda appunto il canale Manon-Marghera. Il canale Manon-Marghera è ancora un nastro trasportatore importante di sedimento e un punto di deposizione importante del sedimento che viene eroso dai bassi fondali nella parte centrale della laguna di Venezia. Questo fa sì che quel fenomeno che abbiamo visto in quei grafici precedenti, quel tono di rosso molto accentuato nella zona della laguna centrale, ancora continui ad essere particolarmente attivo. Allora un cardine del progetto, della proposta di piano morfologico, riguarda la possibilità di confinare il canale Manon-Marghera, non ovviamente con delle muraglie, con dei muri di calcestruzzo o simili interventi, ma con delle morfologie, certo artificiali, ma che svolgono i servizi ecosistemici delle barriere naturali, a contaminare questo canale che per impedire il dialogo che purtroppo persiste tra i bassi fondali che portano il sedimento verso il canale e dove questi sedimenti non possono o depositarsi o essere espulsi verso il mare. Questo è uno degli elementi importanti e la valutazione della sua efficacia va fatta con la migliore possibile conoscenza tecnico-scientifica di cui disponiamo. Non possiamo prendere delle decisioni sull'idea, magari anche fascinosa, di certi interventi. Dobbiamo valutare quantitativamente quali sono gli esiti di questi interventi. E qui vedete, adesso cerchiamo di ragionarci un attimo insieme, una
uno zoom sull'area del canale Malamocco-Marghera, dove vediamo rappresentati in colori, in millimetri anno, i tassi erosivi valutati con un modello matematico che descrive la circolazione idrodinamica e il trasporto di sedimenti forzato dal vento e dalle maree, descrive appunto i tassi di erosione e di deposizione. Quindi in rosso vedete deposizione, vedete che il canale Malamocco-Marghera è sede di molti tratti anche di deposizione. Vedete questi toni cos'è, ottanio, questo colore tra il blu e il verde, siamo a erosioni dell'ordine delle decine di millimetri anno, nello stato attuale. Con lo stato, con le proposte avanzate del piano, le proposte di aggiornamento del piano morfologico, vedete che queste aree, che erano questo blu-verde, sono diventate largamente verdi, a testimoniare una riduzione dell'erosione diffusa nella zona della laguna centrale meridionale, e vedete anche una riduzione del deposito nel canale Malamocco-Marghera. Complessivamente si può da questo trarre un bilancio globale. Complessivamente cosa vuol dire? Attualmente, lo vedete in questo schema, attualmente viene eroso un flusso molto importante, 800.000 metri cubi anni dei bassi fondali. Questi vengono recapitati principalmente al canale Malamocco-Marghera e vengono in parte depositati e in parte vengono espulsi. Quindi vedete la somma di quanto si deposita e di quanto viene espulso verso mare, che è un volume di sedimento perso ai fini morfologici, va a impoverire la morfologia lagunare, ammonta a circa 600.000 metri cubi anno. E con gli interventi proposti nel piano, nell'aggiornamento del piano morfologico, questo deficit può essere significativamente ridotto. Si parla di un risparmio di circa 400.000 metri cubi anno, ovvero nei circa 12 anni che sono trascorsi abbiamo perso, dal momento in cui avevamo consegnato questa proposta, abbiamo perso 5 milioni di metri cubi, così per effetto della mancata decisione, perché anche la mancata decisione è una decisione. Quindi il messaggio vuole essere: dobbiamo basare le decisioni sulla miglior conoscenza che possiamo mettere in campo. Alternative fantasiose sono state proposte. Una era addirittura di creare una tura, in questo contesto forse si rizzeranno alcuni sopraccigli, una tura al canale Malamocco-Marghera, di attivare un canale alternativo meandriforme, che è il canale Fisolo. Qual è l'effetto? L'effetto va valutato, non si può rimanere affascinati dall'idea di tornare a questo canale meandriforme che si oppone a questa autostrada o percepite pare che è il canale Malamocco-Marghera. Il risultato lo vedete qui: se si realizzasse questa idea, il blu rappresenta i tassi di erosione. Inneschiamo un'erosione dei fondali che in aree dove questi, tutto sommato, non erano particolarmente, questi fondali non erano particolarmente in realtà interessati dall'erosione diciamo favorita dal canale Malamocco-Marghera. Quindi inneschiamo un processo e acceleriamo e portiamo in una zona relativamente tranquilla un processo di erosione che ovviamente porta a un depopolamento delle morfologie e progressiva perdita e ulteriore perdita di sedimenti. Quindi l'idea è, facciamo attenzione, quando interveniamo su questi sistemi delicati e fragili, dobbiamo valutare gli effetti di quello che vogliamo fare. Questo è possibile, disponiamo degli strumenti quantitativi che ci permettono di farlo, e quindi valutiamo attentamente ciò che siamo in grado di fare. Io non voglio esprimere giudizi di preferenza, ho delle idee ovviamente, ma credo che la funzione di un tecnico, di uno scienziato, sia di fornire gli elementi e poi una decisione che va fatta dalla collettività sulla base degli elementi certi. Quindi qualsiasi decisione sul canale Malamocco-Marghera, sento dire, di calibrature
vorrei capire bene cosa significano approfondimenti, significano allargamenti. Facciamo attenzione, tutte queste cose vanno valutate, tutte queste possibilità vanno valutate in termini delle loro ricadute ambientali. Quindi passato, presente, futuro, abbiamo parlato poco di clima che cambia, e l'Ordine degli Ingegneri di Venezia è particolarmente attivo nel promuovere la considerazione di questi temi. Sappiamo, una delle cose meno incerte delle proiezioni climatiche è l'innalzamento delle mari. Non sappiamo esattamente quanto potrà essere, ci sono vari scenari, qui ne vedete uno, questo è lo scenario cosiddetto RCP 8.5, che prevede a Venezia un innalzamento di circa 50 cm per fine del secolo. Questo corrisponde al più recente scenario 2021 IPCC, che nello scenario RCP 7.0, lasciamo fare i numeri cosa significano, prevede più o meno la stessa cosa, più o meno 50 cm per la fine del secolo. Cosa significa questo? Significa parecchio, significa un impatto sulla città importante in relazione alle maree, in relazione alle alte maree. In particolare qui vi mostro una visualizzazione, questo è un quadro del Caraletto che riprende la piazzetta, è del 1650. Immaginiamo queste due figure che sono rappresentate. Caraletto usava una camera oscura, un modo di proiettare la scena su una tavola, quindi le proporzioni verticali sono famosamente rispettate, e il collega Dario Camuffo ha utilizzato questo fatto per stimare l'innalzamento meridionale dal 1600 ad oggi, un lavoro molto interessante. Ispirandoci a questo tipo di considerazione, prendiamo queste due figure e immaginiamo che cosa è successo oggi, il 4 novembre, cosa è successo il 4 novembre del 66 in piazzetta. Questo è il livello che si è verificato in piazzetta per effetto dell'evento del 66. Questo stesso evento nel 1650, all'epoca del dipinto, avrebbe prodotto un livello molto minore. Nel futuro cosa potrà accadere? Beh, se quello scenario è attendibile, purtroppo lo è, questo è quanto potrà accadere in piazzetta San Marco. Quindi, insomma, se ci doveva essere una giustificazione alla realizzazione del Mose, probabilmente non ce n'era bisogno, insomma, è anche interessante vedere visivamente che cosa accade. Questo il Mose è assolutamente necessario, e lo abbiamo visto anche oggi, no? Essendo entrati in azione, avendo prevenuto l'allagamento della città. 4 novembre del 66, che con metodi statistici che non sto qui a trattare, possiamo stimare avere un tempo di intorno ai 330 anni, cioè un evento che all'epoca si proponeva poteva avvenire in media una volta ogni 330 anni, ovvero caratterizzata una probabilità annuale dello 0,3%, una probabilità molto piccola, cioè in un dato anno, nel 1966, aveva la possibilità di accadere, una probabilità di accadere pari allo 0,3%. Cosa succede alla fine del secolo? Alla fine del secolo questa probabilità evidentemente aumenta, perché mi basta un sorrazzo molto minore legato alla storm surge su un medio mare che è molto più alto, no? E quindi è un evento molto più frequente, quantificabile in una probabilità del 9% circa ogni anno. Evidentemente questo non è accettabile per la città e giustifica sicuramente agli occhi di chiunque la realizzazione delle barriere mobili, che non sto qui a descrivere perché noi tutti le conosciamo piuttosto bene, l'Ordine degli Ingegneri anche si è fatto portatore delle informazioni che lo riguardano. Possiamo vedere gli effetti benefici delle prime chiusure del Mose in riduzione di circa 50 cm del tirante, quindi non è in discussione, io credo, l'utilità di questo. Dobbiamo però ottimizzare l'utilizzo. Questo interferisce ovviamente, queste chiusure interferiscono ovviamente con la vita del sistema lagunare, con la vita del porto, e questa è una proiezione molto banale, molto semplice, basata su questo scenario di innalzamento delle mari, di quante saranno le chiusure anno nel corso del prossimo secolo. Insomma, ci rendiamo conto che attorno alla metà del secolo
alla fine del secolo, per essere quasi sempre chiuso, attorno alla metà del secolo dovremo cercare di trovare una soluzione diversa. Dobbiamo pensare oltre il MOSE, c'è poco da fare. Il MOSE ormai è un dato di fatto, è importante che ci sia perché protegge la città da danni altrimenti enormi, ma dobbiamo cominciare a pensare perché non siamo particolarmente bravi a prendere decisioni, no? A prendere decisioni sul MOSE ci abbiamo messo più di 50 anni. Nel 600 sulla direzione dei grandi fiumi più o meno la Serenissima ci ha messo lo stesso tempo. Se non decidiamo adesso si fa il 2070 e non abbiamo ancora deciso che cosa fare a protezione della città. Brevemente volevo anche trattare più specificamente della morfologia del futuro. Le balene, che penso tutti in questa stanza conoscano, sono degli ambienti strani, sono degli elementi che per sopravvivere devono continuare ad accrescersi, devono continuare a mantenere il passo con l'innalzamento del medio mare. L'innalzamento del medio mare che continua da circa 8.000-10.000 anni. Okay? Per sopravvivere devono accrescere, lo fanno per deposizione, attraverso la produzione di sedimento organico, della vegetazione, o attraverso la deposizione di sedimento inorganico che è o proveniente dai fiumi o dal mare o dalla risospensione, più modernamente, del sedimento dei bassi fondali. Qui vedete, nel corso di un anno, nuovamente usando un modello matematico, la deposizione progressiva nel tempo. Voi vedete che non procede così serenamente, in modo tranquillo e progressivo durante l'anno, ma mostra dei salti. Questi salti sono le tempeste, sono gli eventi tempestosi. Gli eventi tempestosi sono una sorgente di sedimento fondamentale per la sopravvivenza delle balene. Questo è il volume uscito dalle bocche, quindi questi salti sono le tempeste che provocano delle fuoriuscite molto importanti di sedimento, ma questo sedimento di sospeso durante quelle stesse tempeste va a depositarsi sulle balene, quindi produce un accrescimento e le aiuta a mantenere il passo con l'innalzamento della mare. Questo per dire che con una serie di misure fatte in particolare da Davide Tognini e riscritte in questo articolo del 2021, si può quantificare l'effetto benefico per le balene di queste tempeste, cioè delle acque alte sulla morfologia del mare. Tralasciando dettagli che non abbiamo il tempo di discutere in particolare, ma sono felice di discutere se volete a parte, vediamo che qui a sinistra vediamo quanto della sedimentazione è dovuta alle storms, alle tempeste, è una frazione variabile tra il 60 e il 90% sulle balene. E quindi il 25% del tempo produce la maggior parte della sedimentazione. Eventi che il MOSE nel proteggere la città evidentemente decapita, perché impedisce che i livelli dell'acqua all'interno della laguna raggiungano livelli che altrimenti pescherebbero, quindi riducendo l'apporto di sedimenti alle balene. Ovviamente non stiamo dicendo che la città non abbia la priorità, è evidente. Però è importante conoscere e capire questi processi, perché l'operazione del MOSE di fatto riduce l'accrescimento delle balene di 1-2 mm a fronte di un tasso di innalzamento medio mare che adesso è attorno ai 2,5, 2,5 mm anno, è una reputazione molto molto importante. Quindi produce una maggior fragilità del sistema. Cosa possiamo fare? Possiamo operare il MOSE in maniera ottimale. Anche oggi il MOSE è chiuso a circa 70 cm sopra il punto della salute. Chiudere più in basso vuol dire togliere più sedimento alle balene. E non è improponibile pensare di ottimizzare le chiusure a quote più elevate, a 90 cm come si è detto, o anche più in alto se si predispongono delle difese della città che la mettono in sicurezza per le quote, diciamo, fino a 100 cm. Quindi potremmo preservare più a lungo le morfologie se intervenissimo diversamente. Alcune considerazioni conclusive, ma rapidamente. Interventi su canale della Marghera
procurano sicuramente ulteriori squilibri nel sistema. Questi squilibri possono essere accettati, forse, parliamone, ma prima di tutto devono essere quantificati. Dobbiamo basare le nostre decisioni sul meglio della nostra conoscenza tecnico-scientifica. Tutto ha un costo. La protezione della città ha evidentemente un costo per il porto, lo sappiamo, per le altre attività in generale che avvengono nella laguna, ha un costo anche per quanto riguarda i processi ambientali. Dobbiamo porci il problema del futuro, dobbiamo porci il problema di cosa accadrà nel cambiamento climatico, perché il cambiamento climatico è in atto, l'innalzamento del medio mare è una cosa reale, tra le incerte delle nostre valutazioni sul cambiamento climatico, non abbiamo un piano, non sappiamo cosa fare, non abbiamo ancora un'idea di cosa viene dopo il Mose. Io credo che anche questi ragionamenti che si fanno oggi sul porto devono inserirsi in questa più ampia considerazione. Il porto ovviamente è inserito in una laguna, è vicino a una città importante, dobbiamo prendere una decisione anche coraggiosa, se volete, ma ampia, che vada oltre il Mose, che ci dica cosa faremo di questo ambiente lagunare, di questa città, di questo porto dopo il 2050. Grazie.